Oggi il Favara Academy ha lasciato le redini al Catanè. Sì, allora in realtà è stata una partita equilibrata, abbiamo pagato un episodio sfortunato e poi invece quando gli episodi dovevano girare dalla nostra parte non hanno risposto. Purtroppo queste partite capitano, l'importante è che dal punto di vista della prestazione non usciamo assolutamente ridimensionati, anzi il secondo tempo siamo stati davvero padroni del campo completamente, abbiamo creato non so quante palle gol anche abbastanza nitide, però appunto non è arrivato il pari, loro sono stati bravi, sono stati anche fortunati. Io credo che è la classica partita bella, giocata bene, vibrante, dove forse sarebbe stato più giusto il pareggio, però come spesso capita poi l'episodio premia una delle due. Mister, forse oggi è mancata qualcosa al centrocampo? No, ma io credo che anche lì poi quando abbiamo aggiustato un attimino insomma, alcune cose abbiamo girato bene. Credo più che altro che davanti forse siamo stati un attimino, soprattutto al primo tempo avevamo poca cattiveria, eravamo poco ficcanti. Poi ripeto, oggi spiegare questa partita è difficile perché non è una partita nella quale meriti di perdere, non meriti forse nemmeno di vincere, però insomma il punticino lo meriti e invece abbiamo perso. Io resto sereno perché comunque restiamo comunque primi in classifica, abbiamo ancora altre 11 partite dove possiamo fare sempre meglio e l'obiettivo resta quello di arrivare davanti. Poi se ci saremo riusciti bene, altrimenti faremo i complimenti a chi arriverà davanti a noi. Il Catanè vince 1-0 contro il Favara Academy, una partita tutto sommato vittoria meritata. Sì, 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 dal punto di vista del risultato, sì, i ragazzi hanno approcciato e affrontato la partita nel migliore dei modi, contro comunque una signora squadra. È stata una gran bella partita, giocata a viso aperto da entrambe, sapevamo che comunque la posta in palio era altissima, perché è sempre uno scontro al vertice. Sapevamo anche che la partita non era facile, infatti durante la settimana abbiamo preparato la partita per questo. Io sono contento, sì, anche per il risultato, inutile che ci nascondiamo, ma sono contento soprattutto per quello che è stata l'esperienza qui a Favara e colgo l'occasione anche per ringraziare comunque la società che ci ha ospitato con cordialità e con gentilezza, al di là degli episodi che succedono in campo, ma quelli fanno parte del gioco. Dispiace per quello, però fondamentalmente sono soddisfatto dell'atteggiamento, soprattutto dal punto di vista della personalità e del carattere dei miei ragazzi. Mister, il Catanè che obiettivo ha? Ma guarda, noi stiamo affrontando un campionato comunque con la maggior parte della rosa con tutti i 2003, quindi sappiamo che è un campionato allievo fatto con i 2002 e stiamo giocando questo campionato sotto età, però questo serve per l'esperienza. Ovviamente il lavoro alla fine paga e penso che il lavoro dei ragazzi portato fino ad ora sta dimostrando il vero valore. Tonino Cosumano del Favara Academy, vi invitiamo le persone a sostenere questa squadra perché così non va bene. No, va bene, oggi c'era molto freddo, quindi è comprensibile che magari le persone non sono potute venire allo stadio, però le altre volte siamo stati contenti della gente che viene, tra l'altro ci seguono, siamo molto contenti, oggi meno perché abbiamo perso, comunque abbiamo perso una battaglia, non la guerra, e ci sta a perdere una partita. Dopo ricordo che siamo stati imbattuti tutto il girone di andata, oggi una piccola frenata, però ci può stare, attenzione, complimenti li facciamo al Catanè, noi all'andata avevamo vinto, quindi al ritorno loro. Va bene così, siamo ancora in testa, siamo tranquilli in questo senso, quindi anzi invitiamo ancora la gente a seguirci perché è un campionato giovanile avvincente, noi ce la metteremo tutta per arrivare fino alla fine e cercare di prenderci qualche bella soddisfazione.